Allora Margherita, la gioia rimane solo per il gol, perché poi la squadra purtroppo non ha portato a casa i 3 punti. È stato un buon primo tempo, nel secondo un attimo si è seduto questo Vittorio Veneto. Sì, siamo partite forti e dopo purtroppo c'è stato un calo abbastanza evidente al secondo tempo e lì siamo state punite con due bei gol. Rimane quindi la gioia del gol, primo gol in campionato, però da domenica bisogna ripartire. Sì, io personalmente sono contenta di aver segnato, ma avrei preferito che ci fossimo portate a casa i 3 punti. E niente, adesso resettiamo e cerchiamo di dare ovviamente il massimo come sempre alla prossima gara. Che sarà in trasferta a Trento. Sì, avremo una bella trasferta, però insomma lavoreremo in settimana e sono sicura che si vedrà un altro Vittorio Veneto. Allora mister, c'è molto da analizzare soprattutto per quanto riguarda il secondo tempo di questo Vittorio Veneto. Oggi ha dimostrato come non si deve giocare a calcio. Sì, noi siamo battibili da chiunque se approcciamo le gare, specialmente nel secondo tempo, in questa maniera. Io credo che queste partite servono veramente da lezione e devono comunque insegnare qualcosa a coloro che magari in certe situazioni credono di sopperire magari solo con la qualità, magari con un po' troppa sufficienza, qualche giocata. Il calcio è tutt'altro, il calcio sì è passione, il calcio è tattica, è tecnica, ma ci vuole anche carattere. Oggi quello che a me è dispiaciuto infatti è stato questa, la mancanza di carattere per certi versi da parte di qualcuna. Siamo con Gaia Mastrovincenzo. Gaia, una sorpresa questo San Marino che ha vinto a Vittorio Veneto oggi, un gol tuo ha portato la vittoria alle tue compagne. Sì, noi sapevamo che venire qua non sarebbe stato facile e quindi abbiamo preparato la partita sia dal punto di vista tattico ma soprattutto sulla motivazione, la concentrazione e penso che oggi quello che ha fatto la differenza sia stato proprio il carattere, quindi spero continueremo così nel proseguo. Il vostro capitano in settimana alla trasmissione di San Marino ha detto: se il San Marino rimane compatto possiamo togliere qualche punto a Vittorio Veneto, e così è stato. Sì, quello che ho detto, la partita precedente con il Castelvecchio non siamo andate bene in quella partita perché appunto non siamo state squadra, non siamo state unite. Sicuramente ci sono degli elementi nuovi, quindi dobbiamo ancora trovare il giusto feeling, però oggi penso che sia stata un'ottima prova. A chi dedichi il gol? Non lo so, alla mia squadra. Grazie. Grazie a voi. Siamo con mister Baschetti. Mister, doveva portare a casa punti questo San Marino, in trasmissione aveva detto il capitano e così è stato. Sì, sapevamo che questa era una trasferta difficile, che non sarebbe stato facile portare a casa dei punti, però venivamo da una sconfitta brutta, da una prestazione non molto positiva con il Castelvecchio e quindi la squadra ha avuto giustamente una reazione anche su un campo difficile come questo. La squadra si è espressa bene, molto bene nel secondo tempo. Nel primo tempo invece diciamo che abbiamo subito un po' gli avversari e hanno avuto anche l'occasione per raddoppiare, poi questo non è avvenuto. Già nel finale del primo tempo la squadra aveva incominciato ad alzare un po' il baricentro e diciamo che nel secondo tempo anche con alcuni cambiamenti la squadra ha veramente cambiato volto e secondo me ha anche legittimato la vittoria, insomma. Diciamo che con l'ingresso di Dulbecco è cambiato qualcosa. Certo, lei è un attaccante per noi molto importante e soprattutto fa salire la squadra e in più insomma prima la Gaia Mastro Vincenzo era un po' sola in avanti, quindi ha bisogno di un sostegno per duettare bene e loro si trovano a meraviglia perché sono 2 giocatrici veramente di categoria superiore. Per oggi vorrei ricordare che la prestazione è stata ottima da parte di tutta la squadra e anche voglio fare un plauso alla Rosita Fratti che oggi era anche il suo compleanno, ha fatto veramente una prestazione bellissima. Resta il fatto comunque che questo campionato dimostra e dimostrerà anche più avanti che è molto difficile.
Sì, il campionato è difficile, ci sono squadre importanti, quindi si può vincere e perdere su tutti i campi, bisogna stare sul pezzo su ogni partita perché è molto livellato secondo me, e quindi bisogna sempre stare con la guardia alta perché si può vincere e perdere con tutte, per cui adesso lavoreremo bene in settimana per preparare la partita di domenica e subito ci rimettiamo al lavoro.